sei re, la stella del mattino, a re dei re, Signor, la lode va a lui. Battiamo le nostre mani. Colui che morì, ma sulla morte trionfò. La lode va a lui. Gesù, tu sei re, regna nei nostri cuori. Tu regni di potere per sempre. Amen. Continuiamo a cantare come un solo coro. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, tu sei re. Battiamo le mani, seguite chi è al vostro fianco. Tu sei Applaudiamo al nostro Signore, alla sua perfezione, alla sua potenza. Continuiamo a cantare, continuiamo ad adorare. Prendete tutte le vostre afflizioni di questa settimana o della vostra vita, chiudete i vostri occhi e continuiamo a cantare che il Signore è vittorioso, che il Signore nella tempesta è insieme a noi, che Lui è infallibile. Non so se vi rendete conto di tutto quello che stiamo cantando, di ogni parola, di ogni testo, ma è verità. E Dio è davvero così, come un tuono, è potente, impetuoso e potente. Cantiamo, continuiamo a cantare. Lottiamo con
può risolvere i vostri problemi, può risolvere le vostre afflizioni. Il Signore è qui oggi e qui oggi vuole spezzare ogni catena. Amen. Come un tuono. Come un tuono, impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei. Venga il cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei. Come un tuono, impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei. Venga il cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. Vorrei chiedervi adesso di stare inginocchiati. So che ognuno di voi ha bisogno di consegnare qualcosa a Dio. Inginocchiatevi, pregate il Signore in questo momento, continuate a cantare nella disperazione, nell'afflizione. Date tutto a Dio, tutto. Come un tuono, impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei. Venga il cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei. Come un tuono, impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei. Venga il cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. Amen. Ed è così che il Signore vuole che noi combattiamo le nostre battaglie, in ginocchio e in unione, come un sol corpo, una sola mente, quella di Cristo. Continuiamo a cantare della bontà di Dio, dell'amore di Dio. Se vi sentite di continuare a pregare, fatelo. È il vostro momento con Dio. Io so di mille storie che narrano di te, ma nella notte hai sussurrato al mio cuore, mi hai detto che ti do gioia e che sei sempre con me. Io tu sei un buon padre.
questa mattina, Padre. Ti ringrazio per questo momento insieme a te, Signore. Sono sicura che hai tanto altro da darci questa mattina, Padre. Ti ringrazio per la tua bontà, per il tuo amore. Ti ringrazio perché ami proprio ognuno di noi, Signore, con i nostri difetti, con le nostre capacità e incapacità. Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio perché ci ami, Padre. Ti ringrazio nuovamente per la tua presenza, Signore, che senza di essa noi non saremo qua, senza di essa noi non saremo noi, Padre. E ti ringrazio perché il filo conduttore che lega ognuno di noi sei tu, Padre, che noi possiamo tornare alla vera adorazione, Signore, come Chiesa, una sola Chiesa, Signore, senza nient'altro a dividerci, a separarci, che le catene di Satana possano spezzarsi questa mattina, Signore, e che la tua opera potente possa essere compiuta oggi, Padre. Noi invochiamo te, dichiariamo che tu sei l'unico Salvatore, Padre, l'unico che può risolvere ogni situazione, Signore. Sei potente, tu puoi farlo, Dio. Lo so che se tu lo vuoi, lo fai, lo puoi fare. E ti chiedo, Padre, col cuore spezzato davanti a te, fallo, Signore. Penso che ognuno di noi non ce la faccia più. Quindi ti chiedo, Padre, guarisci ognuno di noi, guarisci i nostri cuori, che il nostro focus possa essere sempre su di te e non su altre cose che ci distraggono, che la tempesta non possa distrarci, che noi possiamo continuare a camminare sulle acque guardando dritti davanti a te, Padre. Ti ringrazio, Signore, ti chiedo tutto nel potente nome di Gesù, Padre. Amen. Tu sei benvenuto qui, la casa è tua, entra, io mi svuoto di me, io mi svuoto di me. Soffia il tuo vento qui, prendi il tuo trono, regna in noi vogliamo te, noi vogliamo te. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è tua, Padre. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Sii alzato, che il tuo nome cresca, riempici di te, riempici di te. Sii alzato, che il tuo nome cresca, vieni invocami, vieni invocami. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa
Amen, Padre. Questa casa ti appartiene, è tua, non è nostra. Non possiamo fare quello che vogliamo, Padre. Non dobbiamo fare quello che tu vuoi. Questa casa appartiene a quella croce dove Gesù è morto per salvare ognuno di noi, per perdonare ognuno dei nostri peccati, Padre. È tutto tuo, non è nostro, non è mio. Ci arrendiamo a te oggi, Padre, perché il tuo regno è questo. Non è nostro, non è la nostra volontà, non sono i nostri tempi, ma sono i tuoi obiettivi, Padre. Ti ringrazio, Signore, infinitamente. Nel nome di Gesù, Padre. Amen. Potete sedervi. Ok, buongiorno Chiesa. Stiamo ormai da 7 mesi, no? Camminando in questo libro meraviglioso che è il libro dei Atti degli Apostoli e siamo arrivati al capitolo 15 di Atti degli Apostoli. La settimana scorsa abbiamo predicato sul capitolo 14, quando l'Apostolo Paolo, dopo il primo viaggio missionario, torna nella sua chiesa base, che era la chiesa di Antiochia, e lui racconta lì tutte le volte che lui è stato perseguitato, ma racconta anche tutti i discepoli che lui è riuscito a fare durante il suo viaggio missionario. Un viaggio che è durato circa 2 anni, che ha toccato 8 città della Asia Minore, e adesso lui stava in questa chiesa, la chiesa di Antiochia, e ovviamente quando tu semini la parola di Dio, sempre qualcuno semina zizzania. È naturale che questo succeda. Mai ci dobbiamo stupire che ci sia la parola del diavolo seminata dove c'è la semina della parola di Dio. Vi ricordate quando un giorno i discepoli, in una parabola di Gesù, no? Gesù dice questa parabola ai discepoli, i discepoli dicono: Maestro, ma perché c'è la zizzania in mezzo al campo dove tu hai seminato il buon seme? Quindi i discepoli riconoscono chiaramente che c'è la zizzania, ma lui ha detto: lasciatela stare affinché tanti altri, grazie Jonas, tanti altri che sono veri credenti non vengono strappati via. Quando arriverà la fine dei tempi, allora gli angeli faranno la separazione tra la zizzania e il grano, quello buono. E Paolo, come dicevamo, era lì a Antiochia. Ad Antiochia lui stava raccontando e stava rendendo conto della sua missione. Ma succede questo, ok? Quello che leggeremo oggi. Alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Vedete la zizzania che viene seminata. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti si alzarono dicendo: bisogna circonciderli e comandare loro di osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione ed essendone nata una vivace discussione, come la leggete qua, loro stavano litigando, ma di brutto, ok? Litigavano. Questa è la storia di un litigio e di come si è risolto. Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli,
Voi sapete che fin dall'inizio Dio scelse fra voi, me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio che conosce i cuori rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. E non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù, allo stesso modo di loro. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini di tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore. Dice il Signore che fa queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate, dai sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Perché Mosè fin dalle antiche generazioni ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe dove viene letto ogni sabato. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa di scegliere tra loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo, Barnaba, Giuda, detto Barsabba e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli, e consegnarono loro questa lettera. I fratelli, apostoli e anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dal paganesimo, salute. Abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. È parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno messo a repentaglio la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque inviato Giuda e Sila, anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie: astenervi dalla carne, sacrificati agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardarvi, state sani. Preghiamo che il Signore ci parli attraverso questo testo. Nostro Dio, adesso sta a te, Signore, interpretare questo testo alla necessità della Chiesa. Spirito Santo di Dio, la tua parola dice che tu sei l'essere più libero dell'universo. Il vento soffia dove vuole. E perciò, Signore, noi vogliamo lasciarti soffiare. Semplicemente, Signore, aiutaci a essere trasportati da questo vento meraviglioso che rinfresca le nostre anime, che fa la differenza nelle nostre vite. Parla al cuore della tua Chiesa, Signore, questa mattina. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. La Chiesa aveva scampato già 2 spaccature. La prima la troviamo nel capitolo 6 di Atti degli Apostoli, quando c'è stato un litigio tra i giudei e gli ellenisti. C'era un problema culturale, sembrava che le vedove, se potete per cortesia Wesley, se puoi abbassare un po', appena, in modo che non rimbalzi tanto. E aveva scampato questa problematica, un problema culturale tra giudei e ellenisti. Avevano litigato, gli apostoli hanno preso in mano la situazione, hanno eletto 7 diaconi e la Chiesa si è calmata, si è sistemata, è tornata nella pace. Ma ovviamente
sempre nella Chiesa c'è una battaglia da affrontare. Se tu vai al capitolo 11 di Atti degli Apostoli, tu troverai un grande problema nell'assemblea di Gerusalemme. Perché? Perché l'apostolo Pietro aveva evangelizzato il primo italiano della storia che si è convertito, che è il centurione Cornelio, e i giudei che erano all'interno dell'assemblea nella chiesa di Gerusalemme criticavano Pietro perché era entrato in casa di un pagano senza purificarsi, ok? E quindi per loro era contaminato, ma Pietro spiega tutta la situazione, racconta come il Signore ha mandato lo Spirito Santo anche sui pagani, e anche lì la situazione si calma. Ma adesso c'è una terza situazione complicata nella Chiesa, che era una possibilità di una spaccatura per un problema dottrinale. Un problema dottrinale. Paolo, come abbiamo detto, era lì in Antiochia, era lì che rendeva conto di quello che lui aveva fatto durante il suo primo viaggio missionario, e a un certo punto, mentre la gioia di questa chiesa è enorme perché sentono veramente cosa Dio ha fatto attraverso la vita di Paolo e di Barnaba, che cosa arriva, dice la parola di Dio che arrivano dei giudei che cominciano a insegnare il fatto che per una persona, un pagano, per convertirsi deve essere circonciso, ossia deve osservare tutte le norme della legge di Mosè. Ossia erano persone che erano abituate alla legge di Mosè, persone abituate a delle abitudini spirituali, dottrinali, comportamentali, e volevano trasportare questa attitudine all'interno di una comunità, e la cosa stava diventando molto seria. Perché? Perché questa mentalità retrograda, questa mentalità statica, questa mentalità che non teneva conto dell'opera dello Spirito Santo stava entrando nella comunità di Dio, e hanno cercato di contaminare anche la chiesa di Antiochia. La cosa era talmente grossa che gli apostoli Barnaba e Paolo hanno dovuto andare a Gerusalemme per discutere il problema, che stava diventando un problema veramente serio, e lì il rischio erano due: o la chiesa primitiva si spaccava in due, una chiesa pagana e una chiesa giudaica, oppure il giudaismo diventava la religione d'eccellenza e diventava una religione formale, legalista e molto rigida con le persone. Questo era il pericolo di ciò che stava succedendo lì nella chiesa di Antiochia, dove Paolo era per fare la sua relazione. Ed era interessante che dice qua che alcuni giudei arrivarono per fare questo. Chi erano i giudei? I giudei, il popolo di Israele, molte volte nella parola di Dio è identificato come i giudei, ossia quelli che avevano le promesse di Dio. I giudei sono quelli che avevano il patto mosaico. I giudei sono quelli che Dio ha amato quando loro erano ancora là in Egitto, quando erano un popolo piccolo, li ha portato fuori dall'Egitto, li ha portati nella terra promessa, una terra dove, dice la parola di Dio, scorre il latte e il miele, e loro erano i possessori dei patti che Dio aveva dato. E nell'Antico Testamento queste promesse, che un giorno sarebbe arrivato un Messia che avrebbe dato la vita per il suo popolo e che avrebbe elargito la grazia di Dio, c'erano ben scritte in tutti i libri della Bibbia. In ogni libro che tu vai, ogni libro dell'Antico Testamento parla di Cristo, ma questi uomini erano ciechi, o meglio non volevano vedere che la libertà era arrivata e Cristo stava dando la grazia di Dio, e la croce rappresentava questa grande novità che il Signore ha dato a tutto il popolo, ma non solo al popolo ma a tutto il mondo, e loro volevano rimanere aggrappati alle tradizioni, aggrappati al loro modo di pensare, aggrappati alle loro tradizioni. Non volevano assolutamente lasciare libero lo Spirito di lavorare nella vita della Chiesa. Cari fratelli, è un pericolo enorme quando noi vogliamo inserire lo Spirito Santo, inserire la persona di Dio in un quadratino, in una scatola di fiammiferi, e non lasciamo lo Spirito Santo agire. Cari miei, le regole, adesso ti dico una roba che io vorrei che tu segnassi sulla tua Bibbia. Che differenza c'è tra una relazione e una regolazione? È quello che tu fai quando un bambino è piccolo. Una regolazione è: fai questo, non fare questo, attento di qua, non andare di là, fai questo. Questi uomini, che non sappiamo se erano convertiti o meno, ma attraverso la loro debolezza loro volevano tenersi aggrappati a delle regole per bambini.
E Paolo diceva, è arrivato il tempo di essere adulti, di avere una relazione libera con il nostro papà, libera con lo Spirito Santo. Lasciamo lo Spirito Santo agire dove Lui vuole, perché il Signore è questo che vuole fare. Lui vuole fare migliaia di convertiti tra i pagani, ma noi vogliamo stare aggrappati alle nostre abitudini. È questo che stava succedendo, cari miei. Posso darti un consiglio? Preparati a un'avventura con lo Spirito Santo. Quando Lui comincerà a parlarti e a dirti delle cose pazze, perché la Bibbia è piena di cose pazze, tu sai, no? Sì, sei convinto insieme a me? Quando Mosè è arrivato davanti al Mar Rosso e gli ha detto metti il tuo bastone e cammina, è una cosa pazza, sì o no? Quando Dio ha parlato con Giosuè, gli ha detto fai 7 giri della città di Gerico, che ha delle mura gigantesche, e poi a un certo punto grida e le mura cadono. È una cosa pazza, sì o no? Chiesa di Dio, buongiorno. È una cosa pazza, sì o no? Quando Dio ha chiesto a Noè, vai nella piazza della città e costruisci un'arca di 137 metri, è una cosa pazza, sì o no? Ma lo Spirito Santo stava agendo. Non chiudere Dio in una scatola di fiammiferi, lascialo agire con la sua pazzia, perché la pazzia di Dio è più saggia di quella degli uomini. Signore, non ho mai pensato a questa soluzione, perché io sono Dio e io voglio che il mio spirito agisca liberamente nella tua vita, io voglio che il mio spirito agisca nella comunità, io voglio che lo spirito agisca nella famiglia, a volte anche con delle cose pazze, ma queste cose pazze vengono dal Signore. E quando tu ascolti la pazzia del Signore, la tua vita funziona. Ti sembrava una roba logica che un uomo ricco come Matteo, che era un pubblicano, un giorno passa un predicatore, un falegname che predicava. Tu ti immagini? È una pazzia questa, sì o no? E gli dice seguimi. E lui cosa fa? Molla tutto e lo segue. È una pazzia, ma la pazzia di Dio è più saggia di quella degli uomini. Questa chiesa era in pericolo. La chiesa di Gerusalemme era in pericolo. La sana dottrina era in pericolo. E i pastori di quella chiesa hanno detto non possiamo lasciare che questa situazione si allarghi a macchia d'olio, perché il cristianesimo rischia troppo. E loro hanno deciso di andare dai 12 e parlare insieme di questa situazione. Loro arrivano e la cosa interessante dice che loro hanno cominciato ad avere una aspra discussione. Hai mai litigato con tua moglie o con tuo marito? Adesso sto vedendo alcuni coniugi che fanno... Hai mai litigato? Questa è la storia di un litigio che si risolve. Come si dice qua in Italia, hai mai sentito questa espressione? I napoletani mi capiranno bene. A taralli e vino. Tarallucci e vino, ok? Ossia, litigano, ma alla fine stanno insieme perché c'è un progetto comune da parte di Dio. E la prima apologia, la prima difesa della dottrina che il Signore sana, che il Signore aveva dato, la fa Pietro. Tu sai che Pietro è il mio eroe preferito, no? E lui sparava sempre con la bocca per primo tutto quello che pensavano gli altri. Era lui che faceva così. Era il portavoce del gruppo, no? Era la ciabatta del gruppo. E dice così: perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Perché volete appesantire il cuore, le anime, la vita delle persone con una cosa che è già superata, è già andata per i fatti suoi? Adesso è l'epoca della grazia. Liberate la mente, perché Cristo vuole benedirvi. Ma lui fa un'accusa durissima, dice: perché tentate Dio? Perché tentate Dio? Allora, sapete chi è che voleva fare questa cosa? Hai letto bene insieme a me questo testo biblico? Sai chi voleva farlo? Giudei che si erano convertiti, dice così la parola di Dio, che erano stati inquinati da questa mentalità
diabolica, loro non erano indiavolati e né assatanati, avevano una paura recondita di perdere le abitudini, di perdere la legge di Mosè, di perdere la struttura psicofisica che loro avevano attraverso la legge di Mosè, e avevano paura di mollare il controllo nelle mani di Dio. E proprio questi dicono così: perché, dice Pietro, perché volete tentare il Signore e ritornare indietro, che oggi c'è la libertà? Allora sta attento. Te lo spiego così: perché Pietro ha fatto una osservazione così dura difendendo la grazia piuttosto che la legge? Allora sta attento. Tu sai quanti comandamenti ci sono nella legge di Mosè? Quanti comandamenti ci sono? Quanti? 10? No, caro mio. Sono 613 comandamenti, ok? Non sono solo i 10 comandamenti sulle due tavole, sono 613 comandamenti scritti per ogni area della vita. Allora sta attento, io ho fatto un conto, va bene? Questi 613 comandamenti, mettiamo che una persona viva, per esempio, è un'ipotesi, ok? Non sto dicendo che è così, ma per fare un calcolo tondo, viva 100 anni, ok? In questi 100 anni ci sono 36.500 giorni. Moltiplicato per 613, ossia i comandamenti che sono presenti nella legge di Mosè, che devono essere tutti compiuti perfettamente alla lettera, diventano 22.374.500 comandamenti che tu in 100 anni devi compiere perché tu possa essere gradito a Dio. Ma se tu arrivi all'ultimo giorno della tua vita, ok? All'ultimo giorno dei tuoi 100 anni, e non riesci a compiere uno di questi 22 milioni e tanti di comandamenti, ossia 22.374.499, tu sarai condannato per l'eternità, perché Dio è perfetto, non accetterà niente di diverso dalla perfezione. E Pietro dice: perché volete caricare questa cosa sulla testa delle persone? Perché volete caricare questa maledizione nell'anima delle persone? Perché la parola di Dio dice che Cristo è diventato maledizione per noi. Ti ricordi cosa dice in Galati? Ti ricordi, fratello, sorella? Dice che Cristo è diventato maledizione per noi. Cristo è diventato peccato per noi per liberarci dal peso della legge. Ma queste persone non ragionavano. Queste persone avevano una paura terribile di perdere il controllo e cavalcavano la paura di tutti i giudei di quell'epoca che si erano convertiti per farli andare nella loro direzione. Il Signore ha detto: basta, basta tentarmi, basta andare avanti così, perché non è possibile che la gente continui a fare quello che dite voi, perché la parola di Dio dice un'altra cosa. Amen, Chiesa. Tu sei disposto a vivere la grazia di Dio, la libertà dalla grazia di Dio? Quante persone sono schiave di questa mentalità legalista, retrograda e priva di libertà della grazia di Dio? Ti ho raccontato la storia del canarino di mia zia una volta, non so se te l'ho raccontata. Ha avuto un canarino mia zia per quasi 15 anni. Agli ultimi giorni era una gabbiettina che era una roba... Tutte le volte che lo vedevo mi veniva un'angoscia, poverino, perché era 40 centimetri quadrati. Verso la fine della vita di questo canarino, mia zia ha percepito che stava morendo, ha aperto la porticina, è come se gli avesse detto: sei nato schiavo, ma adesso vola libero perché sono gli ultimi giorni della tua vita. Sapete che cosa è successo? Il giorno dopo, questo canarino è volato via alla mattina, alla sera mia zia va a vedere la gabbia, il canarino è morto lì dentro perché non sapeva che cosa significava libertà. Hai capito che cosa c'era in gioco? Hai capito che cosa c'era in gioco? Se io sono qua e non sto vivendo la grazia di Dio, che dice che tutti i miei peccati sono perdonati dall'inizio alla fine della mia vita,
che Lui mi ha reso giustizia di Dio. E Ebrei 10:25 dice che io sono stato reso perfetto per sempre attraverso l'unico e sufficiente sacrificio di Cristo. Se io non vivo questo, fratelli, sorelle, adesso bisogna essere politically corretto, ok? Fratelli e sorelle, perché altrimenti era una battuta, ok? Ma se io non vivo questo, io lo so nella memoria, ma sai qual è il grande problema dell'essere umano? Noi siamo caduti come una razza peccatrice. E se ti ricordi che cosa Satana ha detto per farci cadere? Ha detto, vai, mangia di quel frutto perché tu sarai come Dio, controllando la tua vita, tenendo sotto osservazione tutte le aree della nostra vita. Ed è interessante che il Signore, dopo che l'essere umano è caduto, è andato da Lui e ha detto, ecco, l'essere umano è diventato come uno di noi, guarda che Dio che abbiamo. È un testo ironico quello, no? Guarda che Dio che abbiamo. Non riusciamo a controllare la nostra salute, non riusciamo a controllare la nostra vita, non riusciamo a controllare il nostro conto in banca, non riusciamo a controllare i nostri familiari, non riusciamo a controllare niente. Per questo che il Signore stamattina ci sta dicendo, la tua vita non è controllare, ma perdere il controllo e lasciarlo nelle mani dello Spirito Santo affinché Lui faccia un'opera profonda nella tua vita. È questo che deve succedere. Sei d'accordo con me? Tu vuoi perdere il controllo? Allora il Signore è qua per dirti, adesso scuoterò un pochino la barca della tua vita. Così io ti mostro che sono al timone. È così che funziona. Facciamo un patto stamattina. Lasciamo che Dio dia una scossettina alla nostra vita. Ah, pastore, ma ho già tanti problemi. Lascia. Vuoi vedere Dio all'opera? Se tu vuoi vedere Dio all'opera, tu devi vivere la tua impossibilità umana. È così che Dio funziona. È così che i miracoli funzionano. Quando tu non puoi fare niente, allora il Signore dice, adesso posso fare io. E quando tu dici, adesso è finita, il Signore dice, adesso comincia. Ma è così che Pietro è intervenuto fortemente, perché queste persone volevano controllare la Chiesa, volevano standardizzare il loro modo di pensare e non volevano dargli la libertà di vivere un rapporto personale con Dio profondo. Questa è soltanto la prima apologia. La seconda l'ha fatta Paolo e Barnaba. Guarda che cosa dice la parola di Dio. Terzo punto. Terzo. Grazie. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro tra i pagani. Allora, sai cos'è che Paolo e Barnaba hanno semplicemente fatto? Hanno detto, fratelli, voi contestate quello che stiamo facendo, voi contestate quello che lo Spirito Santo sta facendo, ma basta che voi aprite i vostri occhi e che guardate quello che sta succedendo attorno a voi. Paolo racconta quando là ad Antiochia ha fatto molti discepoli. Paolo racconta quando Derba e Listra addirittura l'hanno quasi idolatrato come un dio. Vi ricordate che l'abbiamo detto la settimana scorsa? E tutta la città era riunita per ascoltare la parola di Dio. A Iconio la stessa cosa, a Derba la stessa cosa, hanno fatto un sacco di discepoli. E Paolo stava dicendo insieme a Barnaba, perché continuate a tentare lo Spirito di Dio se voi alzate i vostri occhi e guardate quello che Dio sta facendo intorno a noi? È molto semplice. Gesù una volta, preso da disperazione nelle città dove andava a predicare, vi ricordate che cosa ha detto? Ha detto, se non credete a me, credete alle opere che io faccio. Io mi ricordo l'ultimo culto che abbiamo fatto 2021,
sabato sera insieme ai nostri ragazzi. C'erano 8 ragazzi, 8 ragazzi tra preadolescenti, adolescenti e giovani. 3 settimane fa, un culto qua in questa chiesa, c'erano 100 giovani. Io ti dico, alza lo sguardo e comincia a vedere quello che Dio sta facendo intorno a te. Non aggrapparti al tuo modo di pensare e lascia che lo Spirito Santo agisca, perché se tu guardi tu ti puoi unire a Cristo e dire: caspita, voglio vivere anch'io questo miracolo, voglio essere partecipe anch'io di questa cosa. Gente così semplice a volte. Dio può, ascoltami, ti faccio una domanda. Dio può benedire una chiesa in disobbedienza? Pronto? No. Allora te la faccio al contrario. Dio benedirà una chiesa in obbedienza? Dio sta benedicendo questa chiesa, gente. Non vederlo significa non voglio vederlo. Ma il Signore ci dice attraverso l'Apostolo Paolo e Barnaba: alza i tuoi occhi. E l'assemblea è stata in silenzio, e gloria a Dio che questa chiesa adesso è in silenzio. Ma ti invito a guardare un culto giovani. Sai che cosa sta succedendo? Che i ragazzi mi raccontano: pastore, io devo tirare i miei genitori al culto. Ho detto, da una parte sono felice e dall'altra sono triste. Perché? Perché i giovani vogliono si entusiasmano con le cose di Dio e stanno dicendo: andiamo al culto. Quando i genitori resistono e vogliono stare a casa, non tutti i genitori, ok? Non sto generalizzando, alcuni mi hanno raccontato questo, ma io dico: fratelli, quando un giovane ti trasmette un entusiasmo così, io ti ho detto, io voglio diventare un post-pentecostale estremista, perché gioisco profondamente per questo, perché mi dà una gioia dentro. Ma possibile che tanti non vedano questo? Come è possibile che non vedano questo? La risposta è semplice: perché non vogliono vedere. Chiesa di Dio, io credo che il Signore ci sta benedicendo tanto e lo Spirito Santo è all'opera, ma noi dobbiamo guardare quello che il Signore sta facendo per la sua gloria. Quarto punto, fratelli, questo è Giacomo, il fratellastro di Gesù, che parla all'assemblea e dice: fratelli, ascoltatemi, Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome, e con ciò si accordano le parole dei profeti. Questo è il mio preferito. Sai perché? Perché lui ha detto una cosa: basta che noi andiamo a leggere le scritture, andiamo a investigare le parole di Dio, e semplicemente lì c'è scritto tutto quello che sarebbe successo. Vuoi che ti sveli un segreto fantastico per far funzionare la tua vita? Apri la Bibbia e comincia a sfogliarla, perché lì c'è scritto tutto. Giacomo ha detto: carissimi, perché contestate quello che lo Spirito Santo ci sta facendo intorno a noi? Perché basta che noi andiamo a leggere le scritture, e il Signore ce l'ha già detto in tutti i libri dell'Antico Testamento. Addirittura ci ha detto che noi come popolo di Israele avremmo rinnegato Cristo. Fratelli, non so se vi siete mai soffermati a questa realtà. Dove è morto Cristo? Esattamente dove è morto Cristo? La città di Gerusalemme, il nome Gerusalemme significa possesso di pace, ok? Ossia,
Cristo è morto in una città che il nome della città è possesso di pace. Ma i giudei che dovevano trasmettere la pace hanno trasmesso la morte al re della vita, che è Cristo. Sapete dov'è che Cristo muore? Adesso dirò una cosa che ti sconvolge. Sapete dov'è che Cristo muore? Nelle chiese. Nel centro delle comunità cristiane moderne, dove vengono messe delle regole che non hanno nessun senso, dove non si lascia lo Spirito Santo agire con libertà, dove noi strutturiamo la nostra testa con regole, regoline, regolette che non c'entrano niente col cristianesimo. E anche noi predicatori sbagliamo, e sai perché? Perché noi vogliamo il comportamento dalle persone, e tante volte non è giusto. Perché noi non dobbiamo esigere un comportamento da una persona, perché io posso comportarmi bene come facevano i farisei, ma dentro non era cambiato niente. E Gesù gli dice: siete dei sepolcri imbiancati, razza di vipere, belli fuori, sepolcri imbiancati, ma dentro pieni di ossa, perché non era cambiato niente dentro di loro. E noi dovremmo predicare di più su una relazione personale con Cristo. Questo mi prendo la responsabilità di dire ai fratelli: dobbiamo puntare di più su una relazione personale con Cristo. Ma ascoltami bene quello che ti dico adesso. C'è una regola, tra virgolette, matematico-spirituale, che è questa: R più R uguale R meno R. Pastore, cosa stai dando i numeri? R meno R uguale R più R, al contrario. R meno R uguale R più R. Regole meno vuol dire senza una relazione risulta rabbia e risentimento. Hai capito? Una regola senza una relazione produce rabbia e risentimento, e la parola di Dio dice: la legge produce ira. Strutturare una chiesa sulla base di un pensiero legalista produce ira, produce risentimento, produce spaccature tra i fratelli. È questo che dice la parola di Dio. E io non voglio che questa Chiesa sia questo, io voglio che questa Chiesa sia un continuo fluire dello Spirito Santo. Voglio che il Signore ci usi per la sua gloria. Lascia che il Signore riempia la tua mente e il tuo cuore, perché questo che stavano dicendo gli apostoli, fratelli, lo Spirito Santo soffia dove vuole. E se noi dobbiamo arrampicarci sui muri a testa in giù, un giorno il Signore ci dirà: fa questo, io lo farò. Perché vuol dire che il Signore lo ha reso possibile. Ma dobbiamo andare oltre i nostri schemi, ed è quello che stavano dicendo gli apostoli. Non chiudetevi in uno schema di regole che porta soltanto prigione ai fratelli e alle sorelle della Chiesa. Punto 5. Sta attento cosa dice qua Giacomo, dettando la lettera che doveva ritornare ad Antiochia. Abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. Allora vi voglio chiedere una cosa. Lo Spirito di Dio porta pace o porta turbamento e sconvolgimento? Per chi lavoravano queste persone? Per Dio o per uno spirito maligno? E loro si spacciavano come persone venute dalla Chiesa di Gerusalemme, accreditati dagli apostoli. E là Giacomo ha detto: guardate che questi non vengono da noi, questi non li abbiamo mandati noi, perché noi non abbiamo detto queste cose e non diremo mai queste cose. E sai perché? Perché noi abbiamo conosciuto la grazia del Signore. E noi non torneremo indietro alla legge di Mosè, non torneremo indietro per fare delle cose che sono già superate, perché lo Spirito Santo è avanti milioni di anni luce
e noi vogliamo seguire Lui. Sai che cosa dice la parola di Dio? Cosa dice Gesù ai Suoi discepoli? E là dove sarò io saranno anche i miei discepoli e il Padre mio li onorerà. Te lo traduco in termini semplici. Quando arriverà la raccolta del campo che il Signore ha preparato per noi, perché il Signore sta preparando un campo di grano meraviglioso. Ascolta che faccio una profezia che è una profezia molto semplice, ok? Perché il Signore mi sta già parlando da tanto tempo. Questa chiesa sarà strapiena di giovani. Presto, strapiena. Perché Dio sta lavorando lì. Qualche mese fa io e il pastore Caio ci siamo messi uno di fronte all'altro e la domanda che ci siamo fatti è stata questa: cosa possiamo fare per far crescere la nostra comunità? Al che io ho risposto con un'altra domanda, ossia dove il Signore sta già operando nella nostra comunità? E la risposta è stata nei nostri giovani. Fratelli, non sto escludendo i giovani dagli 1 ai 99 anni e oltre, perché ci sono dei giovani molto più giovani a 90 anni che non i bambini che ci sono qua. Sto parlando di tutti i giovani della Chiesa, quelli che sono giovani dentro, che hanno voglia di seguire il Signore, che hanno ancora energia per dire: Signore, tu sei il Signore, io voglio imparare da te, imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. E il Signore ha detto: dove sono io sarà anche il mio servo e io lo onorerò. Tu vuoi essere onorato da Dio o onorato dagli uomini? Guarda, ti posso assicurare che l'onore degli uomini oggi c'è, domani scompare. Gesù è stato accolto a Gerusalemme, tutti facevano la festa, mettevano i mantelli per terra, agitavano i rami per dire: è arrivato il Messia. La folla diceva così. Il predicatore, il profeta, colui che guarisce tutti. 3 giorni dopo la folla ha mostrato la sua vera faccia. È stata quella che è stata convinta dai farisei a crocifiggere chi? Cristo. Quelli che applaudivano sono quelli che hanno condannato. Io non mi farò applaudire dagli uomini, perché io voglio il like del cielo per la gloria del mio Signore. E anche se io rimango solo, e anche se tu rimani solo, tu e Dio fate la maggioranza. Ed è questo che conta nella tua vita. Abbiamo saputo, alcuni fra noi partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. Punto 6, ultimo punto, ultima cosa che voglio dirti. Infatti, questa è la chiusura della lettera, meravigliosa. Guarda che testo che ci lascia la parola di Dio. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso. Allora, immaginati insieme a me, no? Un gruppo di anziani, di apostoli seduti in una tavola rotonda con un posto uno solo libero, occupato dallo Spirito Santo. E loro hanno detto: è parso bene allo Spirito Santo e a noi di fare questo. La Chiesa primitiva dialogava, parlava con lo Spirito Santo, cercava soluzioni. E la Chiesa, cari miei, sapete che cosa ha fatto alla fine? È stata talmente matura, è stata talmente obbediente alla parola di Dio, obbediente alle sue guide, obbediente al mandato di Cristo, che tutti sono stati d'accordo. Da ora in poi queste pettegolezzi, queste cose, basta, perché il Signore ci ha liberati attraverso la sua grazia. Chiesa di Dio qua, Chiesa Battista Agape,
Ci sono a volte dei litigi e dei disaccordi. Questa è stata una conferenza complicata, ok? Hanno litigato fortissimo. Hanno detto delle parole durissime. Abbiamo visto l'Apostolo Pietro, perché tentate lo Spirito di Dio. Ma alla fine hanno visto, hanno sfogliato la parola di Dio. No, è il Signore che ha ragione. E insieme allo Spirito Santo noi abbiamo preso una decisione che proteggerà il cristianesimo, proteggerà la sana dottrina, proteggerà la Chiesa, proteggerà le nostre guide, proteggerà tutti noi e ci darà un avvenire radioso per la gloria del Signore. Sai perché il cristianesimo è arrivato fino a te oggi? Perché quella Chiesa ha abbassato le difese e ha scelto di obbedire alla parola del Signore. Tu vuoi una Chiesa così? Tu vuoi una Chiesa così? Allora dobbiamo pregare. Alla fine questa Chiesa ha detto, siamo tutti d'accordo perché il Signore ci ha dato questa direzione e noi la seguiremo. È una questione di obbedienza, è una questione di umiltà. Questi fratelli che erano giudei, che si erano convertiti, hanno detto no, apriamo le mani dei nostri diritti perché il Signore ci ha indicato questa strada. Tu pensi che la Bibbia abbia un messaggio attuale per la nostra Chiesa oggi? Tu credi? Dio non ha detto le cose a caso stamattina, Lui sa il perché. A volte, sai, i predicatori fanno fatica a capire tutto il perché il Signore vuole dire certe cose. Ma ti posso assicurare che se io non dico quello che il Signore mi comunica durante la settimana, io muoio. Io ci resto secco, perché io so la responsabilità che io ho davanti a Dio. E io so che se Lui mi dice è questo che serve la mia Chiesa, io non posso rifiutare di dire. E questo è sintomo che il Signore ama la nostra Chiesa profondamente, ma Lui vuole un passo da parte nostra. Litigi arriveranno? Te lo posso promettere. Arriveranno nella tua famiglia, arriveranno con i tuoi fratelli, arriveranno nella tua chiesa, arriveranno con i tuoi colleghi di lavoro, arriveranno con i tuoi compagni di classe, arriveranno con i tuoi conoscenti. Ma quando tu andrai ad aprire la parola di Dio e accorderai con Dio la strada da fare, la pace torna. Io penso che chi è sposato oggi mi può capire. La Chiesa è chiamata in diversi modi nel Nuovo Testamento. Si chiama il corpo di Cristo. Quindi è suo, non è nostro. Poi si chiama il campo di Dio, dove il grano cresce. Si chiama l'edificio di Dio, dove un mattone viene messo uno sopra l'altro. Si chiama la sposa di Cristo, con l'abito puro che il Signore ha messo addosso attraverso il suo sangue. E infine si chiama la famiglia di Dio. E noi ci riempiamo la bocca, no, di questa famiglia di Dio. Allora ti chiedo una cosa, ascolta la mia domanda. Nel progetto di Dio, in una famiglia, è previsto il divorzio? Non è previsto, perché il Signore unisce due persone e l'uomo sarà una stessa cosa con la sua moglie, saranno una sola carne. Quello che Dio ha unito, l'uomo non lo divida. Questo è quello che Dio ha per me e per te. Non so se sarà una buona notizia per te, ma se tu sei un vero cristiano, la mia casa nel cielo sarà a fianco alla tua. Forse sbraiterò ancora un po', predicherò la parola di Dio, ma spero che non ci sia più bisogno in quel tempo, ok? Perché tutti conosceremo Dio faccia a faccia. Ma io e te, se siamo figli di Dio, siamo destinati a camminare verso l'eternità e avere una casa uno a fianco all'altro, a servire il nostro Signore. Due cose solo resteranno là:
il servizio, perché non saremo là a fumare una sigaretta su una nuvoletta, il servizio e l'adorazione. E ogni barriera cadrà, ma ti posso assicurare che il Signore oggi ci chiede che il cielo scenda sulla terra e che ci dia una Chiesa unita nella sua parola, lasciando agire lo Spirito Santo di Dio per la sua gloria. Possiamo pregare? Hai capito la parola di Dio stamattina? Ok, poche mani alzate. Hai capito quello che il Signore ha detto stamattina? Ok, grazie. Signore, l'estensione, Signore, di tutto quello che tu ci hai detto stamattina è impossibile, Signore, per un singolo uomo capire tutti i coinvolgimenti, tutte le implicazioni che sono nascoste nel seme della tua parola. Ma io ti chiedo, Signore, ci sono 4 terreni nella parola di Dio dove la parola di Dio può cadere. Un terreno duro che rifiuta di far vivere quel seme. Un terreno tra le spine dove il seme viene soffocato. Un altro terreno sulla roccia che non ha radice e viene bruciato. Ma c'è quel quarto terreno che porta frutto al 30, al 60 e al 100. Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù, il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Io ti prego, Signore, che questo terreno sia il terreno della nostra comunità. Che qua, Signore, ciascuno che ha ascoltato porti frutto, porti gioia, porti pace, porti vita eterna per chi ancora non ce l'ha. La grazia di Dio è arrivata tanto tempo fa. Cristo è nato più di 2000 anni fa, ma deve nascere nel cuore di tante persone ancora. Io ti prego nel nome di Cristo Gesù che oggi sia una giornata di raccolta, Signore, dove la tua parola, Signore, porta frutto al 30, 60 e 100, porta frutto per la vita eterna. E io, Signore, ti chiedo che questo popolo che ha ascoltato la parola di Dio, nessun demone venga a portare via quello che è stato seminato nel nome di Cristo Gesù, perché tu sei il Signore delle nostre anime. Signore, adesso tu vuoi chiedere conto ai tuoi figli di quello che hanno ricevuto. E io ti chiedo, se tu hai sentito la parola di Dio e stai dicendo, pastore, questa parola era per me. Ho sentito che lo Spirito Santo vuole portarmi ad un'avventura molto più bella di quello che ho vissuto fino adesso. Se tu vuoi libertà nello Spirito, devi rispondere a questo appello. Non c'è un'altra via d'uscita. Pastore, perché tu fai gli appelli? Perché Cristo faceva gli appelli. E Cristo diceva, hai capito, hai ascoltato, dai un passo. Matteo, seguimi. E lui l'ha seguito. Allora ti sto chiedendo, tu hai ascoltato la parola di Dio e hai detto, è per me? Io ti chiedo di alzarti dove tu sei, perché io voglio pregare insieme a te. Dio ti benedica alla destra, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Dio ti benedica, gloria a Dio.
Il Signore sta facendo un'opera meravigliosa tra di noi. Io ti posso assicurare che la libertà dello Spirito di Dio vale la pena di ogni sacrificio su questa terra. Non preoccuparti di quello che il Signore ti chiederà, perché Lui ti chiederà, ma ti darà anche la possibilità di farlo, di camminare sulle acque e di trasformare questo mondo con la sua grazia. Ma Dio vuole usare te. Tu sai che un giorno gli angeli, questo è nella parola di Dio, hanno chiesto di predicare il Vangelo. E sai che cosa il Signore ha risposto? Ha detto no. Saranno gli uomini trasformati dalla mia grazia a predicare la parola di Dio. Saranno loro. E Dio vuole trasformare la tua vita, portarti a un livello più profondo di discepolato. E ti sta dicendo, io voglio usare te. E quando arriverà il momento, se tu sei là con me, io ti onorerò e questo ti riempirà il tuo cuore. Nessuno te lo porterà via. Io ti benedico, Signore, per quelli che hanno risposto questa mattina a questo appello. Grazie, Padre, perché nel nome di Cristo Gesù tu li userai e loro sentiranno e sperimenteranno una libertà che mai c'è stata, mai hanno sperimentato, perché il tuo Spirito soffia dove vuole, senza limiti, senza contenimenti. È lì che io voglio essere ed è lì che tu stai dicendo, Signore, anch'io voglio essere lì. E il Padre ti onorerà e quando tu entrerai nell'eternità Lui si alzerà in piedi e dirà, ben fatto figlio mio, entra nella gioia del tuo Signore. Che il Signore benedica queste vite. E ti chiedo, Signore, tu possa adesso accompagnarci nel tutto il resto della settimana con questa consapevolezza che noi siamo preziosi ai tuoi occhi e tu ci vuoi usare per la tua gloria. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ministero abbracci. È giunto il momento di abbracciare il fratello vicino a te, di dare una parola di benedizione. Non lasciate nessuno da solo, ok? Mi raccomando. Prova, ok. Mi sono sentita mentre il pastore predicava di chiamare i giovani, adolescenti, preadolescenti là davanti. Venite ragazzi, lo diamo insieme, tutti insieme. Anche chi è un po' meno giovane, se la sente può venire qua davanti.
canteremo Vittorioso sei. Lottiamo con la nostra fede e nulla ci resisterà mentre adoriamo. In mezzo alle tribolazioni il nostro Dio è vincito, non lo adoriamo. Questi sono i frutti. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. L'inferno non resisterà e nulla mai ci fermerà. Io ti adorerò. Le mura lui scuoterà, catene farà spezzare mentre adoriamo. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. Potete tranquillamente imitare i ragazzi. Abbracciatevi tra di voi, formate un'unica fila o più file. Abbracciatevi chiesa. Siamo un sol corpo. Come un coro impetuoso di un potente sei, più grande sei, venga Israele, noi proclamiamo più potente sei, Dio grande sei,
no, caro Padre, il tuo trono sempre sta, Padre. Il tuo nome mai cambierà, come è così nel passato, così è nel presente, così in questa chiesa, così come questa chiesa loda il tuo nome, obbedisce al tuo nome, vuole essere benedetta da te, oh Padre, come la stai benedicendo, ma ancora di più, oh Padre, perché sappiamo che tu hai scaffali pieni, hai benedizioni che noi non possiamo neanche immaginare, oh Padre. Oh Padre, questa chiesa ti sta chiedendo che questo luogo diventi piccolo, Padre. Che, oh Padre, possiamo trovare un luogo ancora più grande, perché non ci stiamo più, oh Padre. Ma tu quest'opera già l'hai iniziata e la vuoi ancora portare avanti, oh Padre. Vuoi ancora benedirci ancora di più, oh Padre. Che, oh Padre, possiamo sentire queste benedizioni che ci stai riversando, gioire di queste benedizioni, pensare al presente, oh Padre, godere queste benedizioni, oh Padre. Tutto lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie ragazzi. Chiesa, questi sono i frutti. Adesso avremo il nostro momento di decime offerte. Grazie ragazzi. E canteremo La tua chiesa canta, e ricordando sempre che tutto quello che abbiamo, che non solo materiale, è una cosa che Dio ci ha dato, e è bene, come si dice? È bene ridarlo a Lui, produrre qualcosa, investire. Su ogni cosa che Lui ci dà è sempre bene investire e dargli il doppio, perché Lui merita tutto quello che abbiamo da dargli. E in realtà è divertente perché fa tutto da solo. Lui dà, noi ci mettiamo a disposizione, Lui lavora e poi ci sono tutti i frutti per il suo regno. E è incredibile, noi dobbiamo soltanto dire eccomi. E spero che in questa chiesa continuino ad alzarsi sempre più Samuele, che possano dire eccomi. Vi chiedo di stare in piedi, di cantare. La stella del mattino, arrede il Signore.
ringraziamo per quello, Signore, che abbiamo dato a Te, Signore. Ti vogliamo chiedere di usarlo, Signore, di benedirlo, Signore, che possa essere, Signore, aiuto per Signore, i Tuoi progetti, Signore, i Tuoi piani, Signore, che possa essere una benedizione, Signore, per chi ne ha bisogno, Signore, che possa andare, Signore, ad aiutare tante persone e che possa, Signore, le mettiamo nelle Tue mani, Signore, che Tu possa farne veramente cose grandi, Signore, che noi non riusciamo ad immaginare, Signore, che, Signore, Tu possa mostrarci la Tua potenza, Signore, e quanto grande sei nelle nostre vite, Signore, e sopra di tutto quello che succede nelle nostre vite, Signore, sopra le nostre difficoltà, Signore. Noi vogliamo vedere Te, Signore, e vogliamo che Tu splenda, Signore, nelle nostre vite, Signore, nelle vite dei nostri fratelli e sorelle, Signore. Ti chiediamo di benedire queste offerte, Signore. Ti chiedo di benedire, Signore, la Tua Chiesa, Signore, il Tuo popolo, Signore, e che tutto, Signore, possa essere fatto secondo la Tua volontà, Signore. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, rapidissimo. Allora, tutti gli annunci che riguardano la vita della nostra comunità vengono scritti sui social, Instagram, Facebook, sul nostro bollettino inviato nei gruppi, perciò avete tutte le informazioni possibili e immaginabili, basta che aprite e lì trovate veramente tutto quello che sta succedendo nella comunità. Io vengo qua davanti solo per fare diciamo così, per rinforzare l'annuncio del campeggio giovani, ok? Che si terrà dal 1, 2 e 3 settembre in questo paese, in questa struttura di Paderno del Grappa, che abbiamo trovato molto carina la struttura, anche un posto veramente molto bello. Saranno 3 giorni intensi e ovviamente noi abbiamo bisogno della tua iscrizione, ossia martedì io comincerò le mie ferie, ok? Quindi i ragazzi iscrivetevi, perché poi, sai, io mi metto anche a disposizione durante le ferie, qui lo dico e qui lo nego perché altrimenti mia moglie mi fa fuori. Ma iscrivetevi perché abbiamo bisogno di comunicare il numero esatto dei ragazzi che partono. Pastore, io non posso venerdì, sabato e domenica, puoi anche fare solo sabato e domenica con un prezzo un po' inferiore, ok? Prezzo 60 euro. Oggi rimetterò su Sabato CBA e su tutti gli altri gruppi tutte le coordinate bancarie per fare il versamento e iscrivere ragazzi, amici, portate amici, perché sarà un campeggio bellissimo, questo saremo sicuri al 100%, il Signore sarà in mezzo a noi, ok? Quindi per favore prima lo fate meglio è, va bene? Chiesa di Dio, mi dimentico qualcosa? Pregare. Ok, possiamo alzarci in piedi e preghiamo per chiudere, per tornare a casa. E prendi la mano della persona vicino a te per pregare, come una comunità vera. E io mi metto lì, ok? Prendo qua questo ragazzo qua che è solo come un cane, poverino. Prendila quella di Pietro, tanto non serve a niente. È l'ultima cosa che, anche se non vedono lo stesso. Ok? Preghiamo. Signore nostro Dio, ti ringraziamo per quello che abbiamo vissuto, Signore, stamattina. Io riconosco, Signore, che tu hai camminato nelle file di questa Chiesa, hai visitato il tuo popolo. E adesso, Signore, questa non è un'esperienza della domenica, è solo un passo in più di tutto quello che vivremo durante la settimana. Io ti prego che il tuo popolo, Signore, come faceva Mosè, cercava la tua faccia e parlava con te faccia a faccia come un amico. Io ti prego, Signore, che questa Chiesa cerchi l'intimità con te.
e essere veri discepoli. Questa amicizia con Cristo è la cosa più preziosa che abbiamo. La tua parola dice, Signore, vogliamo chiudere con questa promessa da parte tua, che dice: e là dove sarà il mio discepolo, e là dove sarò io sarà anche il mio discepolo, e io lo onorerò. Onora il tuo popolo, Signore, che ti cerca e segue i tuoi passi. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.